Da Padova, nel giorno in cui sono arrivati gli esperti cinesi provenienti da Roma, il virologo Andrea Crisanti invita la cittadinanza a non abbassare la guardia. C'è sempre infatti il rischio che il coronavirus possa dare un colpo di coda, come è avvenuto nel pomeriggio. Matteo Mokorovicic. L'attenzione deve rimanere massima. Andrea Crisanti, direttore della virologia dell'azienda ospedaliera di Padova, non si stanca di ripeterlo. Serve stare a casa e rispettare le regole. Il coronavirus non ha ancora abbassato la guardia e il rischio è che dia l'impressione di essere meno aggressivo, ma poi ci sia un colpo di coda. Esiste per ogni paziente 4-5 persone che sono infettate, potenzialmente in grado di trasmettere il virus, che sono totalmente inconsapevoli. Quindi è la loro identificazione che è cruciale per fermare l'epidemia, perché anche assumendo che adesso fra un po' raggiungiamo il picco e i casi incominciano a cadere, con quale criterio di fatto poi liberalizziamo tutto? Sul numero dei casi o sul numero di quelli che possono infettare? Perché altrimenti rischiamo di far ripartire tutto da capo fra 2 o 3 mesi, no? A Padova nel frattempo sono arrivati i 9 esperti della Croce Rossa cinese che nei giorni scorsi erano a Roma all'ospedale Spallanzani. Per 2 giorni discuteranno del virus, di protezione dei sanitari e di aiuti cinesi all'Italia, dove adesso per spostarsi, fermi restando i motivi di lavoro, salute, necessità e di rientro a casa, si deve dichiarare di non essere in quarantena e di non essere risultati positivi al Covid-19. Lo dice il nuovo modello di autocertificazione del Ministero dell'Interno, disponibile online.